Mi pare che dobbiamo anche guardarci un po' intorno, sinceramente. O ci sono candidati forti che possono oggi competere con Brugnaro, oppure nel centrodestra, diciamo, come alternativa. oppure con Brugnaro si fa semplicemente un patto, lo deciderà Salvini, chiaro, lo deciderà Zaia. Lei ha detto una cosa forte, vicepresidente, una cosa non scontata. È quasi un endorsement della Lega nei confronti della ricandidatura a sindaco di Venezia di Luigi Brugnaro, quello lanciato dal vicepresidente della regione Gianluca Forcolin nel corso di Ring, il talk show di Antena 3 condotto da Ferdinando Avarino. Alleati con un patto stretto alla vigilia del turno di ballottaggio contro Felice Casson, Fucksia e leghisti hanno vissuto a Cafarsetti una coabitazione piuttosto movimentata, che anzi pareva sul punto di doversi rompere quasi subito sul referendum di separazione tra Venezia e Mestre, referendum accettato tra i punti dell'accordo e poi diventato motivo di scontro per la contrarietà del sindaco. Eppure proprio la lettura dei risultati di quel referendum, cui la Lega ha poi dato libertà di voto ai suoi elettori, rappresenta oggi il fulcro del ragionamento di Forcolin sull'ipotesi di alleanza con Brugnaro. Brugnaro questa volta ha avuto il coraggio, io non condividevo perché io dico la libertà di scelta, lui invece ha detto non andate a votare. Se questo vale dal punto di vista politico come Brugnaro, tutti i suoi competitor avrebbero dovuto per forza di cose andare a votare, anche per il no magari, ma per alzare quel quorum e dire guardate che comunque c'è una grossa spinta in Venezia. L'80% sostiene Brugnaro, cosa vuol dire? No, non vuol dire l'80% perché è fisiologica l'astensione normale, però voglio dire non c'è stata neanche quella propulsione invece in più di quelle forze politiche che oggi avevano l'occasione per dire se Brugnaro ha detto state a casa, noi andiamo a Quindi Brugnaro candidato forte, quindi la Lega potrebbe sostenere Brugnaro.